C'è un paese diviso a metà, questa è la prima, purtroppo però hanno vinto gli altri, quindi in bocca al lupo a loro. 43 voti veramente è niente. Sono stato tradito da persone di fiducia. Ah, perché poi lei, naturalmente conoscendo bene il paese, ha fatto conto voto per voto, colmello per colmello, famiglia per famiglia di fatto. No, non sono stato tradito dalle persone, sono stato tradito da chi era in squadra con me. E quindi questa cosa brucia doppiamente. Certo. E adesso allora da dove ricominciare? Di chi parla? Farò la mia opposizione cercando di guardare sempre al bene del territorio, quindi non una posizione a prescindere, ma sui contenuti come sono abituato a fare. Brucia molto insomma la lista Denise. Sì. È proprio di questa persona, lui guarda, giustamente l'aveva già detto anche l'altra volta, insomma, no? Sì, ma non voglio parlarne stasera, dai. No, perché questa sera intanto è già cominciare come dire, a dialogare con il nuovo sindaco. Sì, io sono disponibile a dialogare con tutti, quindi se ci saranno le proposte intelligenti sarò costruttivo e le approverò. Se ci saranno proposte che non vanno per Vedelago, che sono controproducenti, farò la mia opposizione.